Buongiorno, buona domenica a tutti voi telespettatori di Antenna 3, domenica 26 luglio. Abbiamo appena finito di vedere insieme la messa dei trevisani nel mondo, raccontata dalle nostre telecamere, dal nostro Lucio Zanato a Pian del Cansiglio. Ci ricollegheremo tra poco proprio con Lucio Zanato, Nicoletta Rizzete e Paolo Bottero per tornare a parlare di questa importante cerimonia, tradizionale importante cerimonia che invita anche a una riflessione sugli emigranti di ieri e di oggi. Fra poco ci torneremo, prima però andiamo subito con la cronaca. Partiamo dalla operazione della polizia postale in Veneto che ha portato all'arresto di 3 persone tra 24 e 52 anni per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità. È un'operazione chiamata Butterfly e ci sono altre 2 persone indagate in stato di libertà. Dei 3 arrestati 2 sono residenti nel Polesine, 1 nel Veneziano. Gli indagati invece risiedono nel Veneziano e nel Veronese. Secondo gli investigatori erano inseriti in circuiti virtuali dedicati allo scambio di immagini e video di abusi sessuali su minori. Operazione che ha avuto origine nell'ambito di un'attività di cooperazione internazionale di polizia condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, diretta dalla Procura di Venezia, con il supporto delle sezioni operative di Verona, Vicenza e Rovigo, quindi l'ennesima operazione contro la pedopornografia online, migliaia davvero di immagini shock di abusi sessuali su minori e l'arresto di 3 persone e l'indagine e 2 persone invece indagate e una raffica di perquisizioni in Veneto. E poi la paura ieri sera per le alte fiamme, le vedete, immagini che sono circolate nei social da ieri sera poco distante dalla zona della stazione. Si trattava di un incendio appiccato da un 55enne che è stato arrestato ieri sera a Treviso dalla polizia dopo una lite violenta con l'ex compagna, una 47enne che è stata poi ricoverata in ospedale. Un incendio appiccato dall'uomo intorno alle 21:30 dopo un litigio, 2 persone che non stanno più insieme ma che convivevano ancora, un'ennesima lite. La donna è stata portata al pronto soccorso per un'intossicazione, l'uomo invece è stato arrestato a precedenti non specifici per quanto riguarda la violenza sulle donne. Fiamme che hanno ovviamente tenuto in apprensione molti trevigiani che vedevano questa alta colonna di fumo nero nei pressi della stazione. Quindi un 55enne che ha dato fuoco all'appartamento dove viveva con l'ex compagna al termine di un l'ennesimo violento litigio. Ancora violenza sulle donne, stavolta nel Veneziano con un 40enne che picchiava la moglie davanti ai figli. L'ha picchiata davanti ai figli, tanto che ha dovuto farsi accompagnare in ospedale. Era già successo, ma stavolta la donna ha avuto la forza di denunciare tutto e così il 40enne violento è stato arrestato dai carabinieri di Eraclea per maltrattamenti, violenza, lesioni aggravate, percosse e trasferito nel carcere di Santa Maria Maggiore. A chiamare i militari era stata proprio lei, perché pochi istanti prima il marito, di origini straniere, l'aveva aggredita e colpita alla presenza dei figli minori. Nell'abitazione sono arrivati anche i medici del SUEM. Intanto, con una media di 10 casi al giorno, la Procura di Venezia ha deciso di rafforzare il dispositivo per il cosiddetto codice rosso. Un funzionario e 2 agenti di polizia giudiziaria saranno infatti incaricati di raccogliere e smistare i fascicoli che ogni settimana arrivano ai PM. In attesa della nomina dei 2 procuratori aggiunti che mancano, il nuovo sistema partirà da settembre e nel frattempo è stato individuato il funzionario che avrà il compito di coordinare il lavoro. Può anche darsi che verrò rinviato a giudizio, ma io e i miei avvocati siamo pronti. Non c'è nulla che ci dirà cosa è successo, anche se credo nel suicidio. Ai microfoni di Tele4 torna a parlare il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin. A Trieste intanto è attesa per il deposito della superperizia collegiale sui vari reperti del caso. Guarda, è pesante come avere una condanna addosso, avere un avviso di garanzia per omicidio, occultamento di cadavere è la cosa peggiore che ti può capitare. E, diciamo, io vado avanti,
Temi che possa esserci un rinvio a giudizio? Può essere che ci sia un rinvio a giudizio, comunque io e soprattutto i miei avvocati Paolo e Alice Bevilacqua siamo pronti. Sentirsi già con una condanna addosso, valutando la possibilità di affrontare un processo che in tal caso lo vedrebbe imputato per omicidio e occultamento di cadavere. Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie, ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti e torna a parlare ai microfoni della nostra emittente. Ancora in corso gli accertamenti irripetibili sui vari reperti del caso Resinovic, dal cordino che avvolgeva il collo di Liliana alle centinaia di coltelli sequestrati al marito, oltre a vari indumenti. Attesa anche per l'esito delle indagini dattiloscopiche sui sacchi neri in cui fu trovato il corpo di Liliana, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere nel bosco del rione di San Giovanni a Trieste in quel 5 gennaio del 2022. Se hanno qualcosa da dire, da fare, lo facciano. Io sono a disposizione, non ho paura di niente. Non c'è niente che ci possa dare delle risposte in quello che può essere o sapere quello che è successo in piano. Ma incalzato dalle domande, Visintin torna a ribadire che a parer suo la moglie sarebbe morta per suicidio. Io sono convinto che si tratti di un suicidio, che comunque poi questi sacchi neri, queste cose siano state messe da altre persone, non lo so. Anche perché tutto parla di questo, perché i telefoni lasciati a casa, i documenti, queste cose qua, e la sua passeggiata dove viene ripresa quella. E dopo, nella modalità in cui è stata trovata, per me si tratta di un suicidio. Era la prima tesi della procura, prima che il GIP Luigi De Notti disponesse nuove indagini che portarono all'iscrizione di Visintin nel registro degli indagati. Liliana si sarebbe chiusa da sola in quei sacchi neri? Ma non lo so se casualmente o evidentemente forse lei ha parlato con qualcuno, magari con questo suo progetto, non lo so. Io non ho avuto nessuna sensazione che Liliana avesse qualche problema. Ancora la violenza sulle donne, torniamo nella Marca trevigiana, aggredisce la compagna, poi si scaglia contro un passante che cercava di calmarlo e infine anche contro i carabinieri che sono ricorsi allo spray al peperoncino per fermarlo, episodio che è avvenuto nella tarda serata di ieri all'esterno del centro commerciale Giardini del Sole di Castelfranco. In manette è finito un operaio 37enne residente a Milano ma domiciliato a Cornuda, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'aggressione alla donna, una 35enne di Cornuda, era avvenuta al termine di un diverbio. Alcuni passanti hanno chiamato il 112. All'arrivo dei militari l'operaio si è scagliato anche contro un uomo intervenuto a difesa della donna, afferrandolo per il collo. I militari sono stati costretti a ricorrere allo spray al peperoncino, riuscendo così a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione. Il passante aggredito, un 48enne del posto, si è riservato di presentare querela e di ricorrere alle cure mediche, mentre la donna si era nel frattempo allontanata prima dell'arrivo dei carabinieri. Ancora nella Marca, dove invece caccia ai Maranza, che 2 sere fa hanno pestato un minorenne a Conegliano. La vittima ha denunciato i suoi aggressori, ignote le cause dell'alterco iniziato al parco e finito in strada. Il video, lo vedremo fra poco, è finito sui social. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Stavo cenando e erano più o meno le 9:30 e ho sentito dei schiamazzi fuori. C'erano una quindicina, ventina di ragazzi d'età penso attorno ai 16 anni, credo, così, che stavano insomma colluttazioni varie. Grida, spintoni, insulti, dal parco pubblico di San Martino fino alla rotatoria di Via Fenzi, sequenze in parte documentate da Francesco Szumski, noto farmacista di Revine Lago e figlio del consigliere regionale Riccardo. Una serata d'altissima tensione, quella vissuta a Conegliano, culminata con un pestaggio in piena regola e con i protagonisti incuranti di residenti alle finestre, passanti, clienti nei locali e pure delle auto. Beh sì, è violenta perché insomma si è abituato a vedere in TV, però vedere che 4-5 attorno a un ragazzo, insomma è abbastanza una scena cruda, insomma.
Il ragazzo rimasto a terra è un minore residente nelle vicinanze che ha formalizzato la denuncia in caserma dai carabinieri nelle scorse ore accanto al padre. 5 giorni di prognosi per una ferita al volto, ma visti i calci e pugni rimediati poteva davvero andare peggio. Si deve capire perché il branco lo abbia preso di mira. Pare infatti che i toni inizialmente si fossero accesi tra due gruppi distinti, per lo più Maranza e giovanissimi di seconda generazione, e questo all'interno del parco urbano. Forse alla base un gesto di sfida da parte di un gruppo nei confronti di 3 ragazzi che erano seduti tranquilli al bar. A un certo punto, racconta un testimone, verso questi ultimi sarebbe stato lanciato un oggetto, sembra una pistola giocattolo. Quando sul posto si sono precipitati i carabinieri è stato il fuggi-fuggi, con i militari che stanno visionando sia le immagini diffuse via social che quelle della videosorveglianza. Ed è un po' preoccupante perché è una zona a parte vicino al centro, ma in cui ci abitano parecchie famiglie, insomma, quindi vedo qualche vicino spesso verso quell'ora andare al parco magari a portare il cane o fare una passeggiata, quindi trovarsi in una situazione del genere potrebbe essere insomma una cosa pericolosa. Intanto, mentre la polizia locale visiona le telecamere, la città di Conegliano si interroga sull'ennesimo episodio di violenza. Mi disgusta la cosa perché io lavoro da mattina fino a sera, anche il fine settimana, e la sera torno a casa che sono stanco. C'è gente che piace, preferisce fare queste cose, io non le tollero, zero. È una cosa che porta ai genitori perché mi hanno sempre dato un certo carattere, i miei genitori mi hanno insegnato come comportarsi, il rispetto, non solo tra di noi, ma anche del quieto vivere anche delle altre persone. Sembra non avere dubbi il giovane Massimiliano di fronte all'episodio di violenza che in queste ore interroga Conegliano. Il pestaggio di un minore in una zona solitamente tranquilla, un campanello d'allarme da non sottovalutare. Se ci fossero più agenti di polizia sarebbe meglio, magari qualche controllo in più, qualche pattugliamento in più non sarebbe male. Poi non dipende da noi a fin fine, no? Diciamo che un fatto del genere dovrebbe comunque alzare un po' l'attenzione. Dovrebbe alzarla, speriamo che la alzi. Intanto il Comune ha messo a disposizione dei carabinieri le immagini della videosorveglianza pubblica che confluisce nella sala operativa della Polizia Municipale. Dura la condanna del sindaco Fabio Chiesa. Questi soggetti, dice, vanno fermati. Episodi che di sicuro non fanno bene all'immagine della città e non posso che unirmi a quanto detto già dal nostro sindaco Fabio Chiesa. E spero assolutamente che ovviamente i responsabili vengano individuati e francamente ho anche una certa sicurezza che ciò avvenga perché abbiamo la fortuna di essere in una città che tutto sommato è altamente presidiata, abbiamo un comando di polizia, abbiamo un comando di vigili urbani che è all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda il controllo del territorio attraverso la videosorveglianza e quindi credo che insomma si arriverà sicuramente a una giusta individuazione dei personaggi e spero e mi auguro assolutamente anche una giusta punizione. Non l'unica aggressione violenta di queste ore in Veneto, c'è anche il 45enne aggredito con calci e pugni e anche un bastone al Villaggio del Sole a Vicenza, l'uomo grave in rianimazione. Scene da Far West al Villaggio del Sole, una zuffa furiosa con urla e botte dove tra gli inseguimenti tra due contendenti sono volati calci, pugni e bastonate che alla fine hanno ridotto in fin di vita un uomo di 45 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Bortolo. Ora si trova in osservazione al reparto rianimazione, la sua prognosi resta riservata. Ad assistere allibiti all'aggressione prolungata i residenti di via Toniolo, dove si è concluso il drammatico confronto iniziato al bar a 300 metri di distanza. Ci sono rincorsi da lì fino a quella liola dentro che c'è più avanti, che è successo, e lì con le bottiglie si sono rincorsi prima con le bottiglie, poi gli hanno stretto al collo anche un pezzo di ramo che c'era sulla siepe, per fare il sistema, non so se era di soffocarlo o cosa, no?
Sul posto, oltre ai sanitari del SUEN 118, anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'aggressione ha coinvolto 2 stranieri dell'est in un quartiere problematico che vive praticamente in trincea a causa della convivenza difficile tra le diverse provenienze etniche e geografiche dei suoi abitanti. Qui, inoltre, dall'inizio dell'anno vige un'ordinanza del sindaco che ha limitato la sosta di carovane di nomadi che avevano esasperato gli animi dei residenti e che chiedono con forza ancora più sicurezza. La presenza di un poliziotto di quartiere o vigile di quartiere che dir si voglia, in maniera che sia presente e che tutti i cittadini possano identificare questa persona che garantisce e quindi anche ricevere segnalazioni, quindi prevenire. Accanto a questo anche uno strumento tecnico possibile che non costa granché, avere una illuminazione stradale di tutte queste vie interne, ma anche di questo sottopasso che unisce sia il Villaggio del Sole che questo villaggio che viene definito della produttività. Ancora il degrado, ancora Vicenza, un uomo nudo a passeggio in Piazza dei Signori, non è una performance artistica ma una scena di degrado con protagonista un soggetto fragile con problemi psicologici. Le immagini compaiono in un post sui social pubblicato da Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia che stigmatizza il fatto chiedendo conto al sindaco. Possa mai un fatto grave, dice, perché avvenuto la presenza di bambini, indispensabile fare prevenzione, conclude l'esponente provinciale del partito di Fratelli d'Italia. Continueremo con la cronaca fra poco, ma prima allora torniamo come promesso a Pian del Cansiglio, dove si è conclusa da poco la cerimonia della messa dei trevisani nel mondo. Ho visto poco fa, e lo vedo ancora, Lucio Zanato vicino a tante bandiere, a tante fasce tricolori. Lucio. Sì, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Devo dire intanto splendida giornata qui in Cansiglio, quindi se avete intenzione nel pomeriggio di venire assolutamente vale la pena. Comincio con l'eminenza, il cardinale Fabio Baggio. Eminenza, buongiorno, siamo in diretta su Antena 3. Eminenza, intanto volevo chiederle questa cosa importante, questo suo incarico che Papa Francesco le ha affidato, proprio dedicato a questo mondo. Il mondo dell'immigrazione è sempre stato nel cuore di Papa Francesco. Il primo viaggio l'ha fatto a Lampedusa, ma poi ha voluto sempre trovare le comunità dei migranti, i rifugiati. Lui, che era discendente di migranti italiani in Argentina. Questa passione nasce anche dalla fede che lui stesso ha vissuto in famiglia e che aveva poi trasmesso lui stesso come vescovo, come papa, poi un po' tutto il mondo. Questa attenzione particolare alla fede dei migranti e anche alla fede popolare, quella che nasce e sgorga, che si porta in valigia, che poi sono le nostre devozioni, che devo dire, proprio parlando degli italiani, dei veneti, dei trevisani nel mondo, è arrivata fino agli estremi confini della terra e l'abbiamo portata un po' in tutto il mondo. E io ho avuto l'onore come missionario anche di servire molte delle nostre comunità in giro per il mondo. Noi che abbiamo vissuto l'emigrazione, come dobbiamo vivere l'immigrazione? Penso che le situazioni sono sempre diverse, ogni situazione nasce da un contesto mondiale, viviamo in un contesto mondiale difficile. Oggi è molto importante creare delle comunità accoglienti per quelle persone che davvero stanno cercando un rifugio, un luogo dove vivere una vita migliore e cercare, e d'altro canto impegnarci anche perché la migrazione diventi sempre di più una scelta e non sia un obbligo. Nella sua omelia lei ha detto: in fondo stiamo tutti cercando la felicità. Quello che noi sentiamo nel profondo del cuore è che ognuno che fa una scelta di partire è perché è alla ricerca della felicità, e lo vogliamo pensare anche a livello cristiano. Noi siamo sempre alla ricerca della felicità che troveremo quando arriveremo a Dio direttamente, e siamo in cammino. Ecco, però la nostra esperienza ha fatto sì che non solo braccia ma tante teste siano andate in giro per il mondo, e la stessa cosa deve tornare da noi adesso che viviamo il momento di denatalità. Sono testimone delle tante eccellenze che le comunità italiane hanno offerto nelle varie parti del mondo, come sono anche convinto, no, che di fronte anche a un inverno demografico che stiamo vivendo sicuramente sapremo di nuovo aprire le porte e trovare anche quell'equilibrio che è necessario per continuare a vivere
vivere come società italiane anche un momento di splendore che corrisponde proprio anche alle aspettative delle nuove generazioni. Lei proviene dagli Scalabrini, una congregazione che ha guardato sempre l'immigrazione, affiancandola, standogli vicino, conducendola anche nella fede. Gli scalabiniani dal secolo XIX hanno fatto parte un po' dell'esperienza migratoria di tanti italiani per volontà del fondatore Monsignor Scalabrini. Continuiamo adesso a seguire tanti migranti nel mondo, siamo presenti in tanti paesi con tante sfide che vengono proposte oggi e cerchiamo nel nostro piccolo e nostro umile servizio di compiere la volontà del Signore. Grazie Eminenza. Adesso noi continuiamo ancora un attimo con la diretta perché volevo vedere se riesco a trovare Paola Roma che è la nostra, però ho intanto il sindaco Mario Conte. Sindaco, presidente ANCI, un momento importante questo della Trevisani, come sindaco di Treviso sicuramente, ma anche come presidente ANCI lei ha detto noi dobbiamo comunque guardare all'immigrazione perché in questo momento la nostra esperienza all'estero possa diventare invece un'esperienza per chi accettiamo dall'estero. Sì, è uno scambio di esperienze tra comunità che sono molto diverse negli usi, nei costumi, talvolta anche nella religione, però è un fenomeno che non si può arginare, bisogna governarlo e per far questo noi abbiamo un elemento in più che è l'esperienza di coloro che dalle nostre terre sono partiti e non hanno trovato fortuna, se la sono costruiti la fortuna, lo hanno fatto all'insegna di valori importanti, di fraternità, di fratellanza, di solidarietà, di impegno, di passione, di onestà. Ecco, io credo che da questi valori, che sia per i trevisani che vanno all'estero e per coloro che vengono nella nostra Treviso, sono valori che devono essere alle basi di ogni rapporto. Ma allora cosa fare concretamente? Creiamo una situazione, diciamo così, economica, creiamo una situazione abitativa? Ma assolutamente, dobbiamo creare delle condizioni perché le persone che vengono nel nostro territorio non si sentano perennemente ospiti, talvolta indesiderati, ma dobbiamo creare le condizioni perché possano integrarsi. La parola integrazione forse è il vero elemento che è mancato ed è alle base di tutta la confusione che si sta generando nei nostri territori. Dobbiamo recuperare un percorso di integrazione che però deve essere voluto da entrambi e deve essere fatto sulla base del rispetto delle regole, sul rispetto degli usi, delle tradizioni ed anche della religione da parte di chi viene nei nostri territori e da anche la curiosità dei nostri di conoscere delle comunità diverse. Grazie Sindaco, ci rivediamo dopo. Intanto io ne approfitto velocemente perché prima che mi scappi vado dall'assessore Paola Roma, vediamo se riesco ad averla in collegamento. Un attimo solo che è al telefono perché diventa importante Nicola il collegamento con Paola Roma perché lei al termine dell'incontro quando ha portato i saluti del Presidente Stefani ha anche annunciato un'iniziativa molto importante, un'iniziativa pilota che porteranno avanti nel Bellunese. Adesso aspettiamo velocemente che finisca l'intervista, la telefonata perché vorrei che fosse proprio lei ad annunciare questa sperimentazione proprio dedicata all'immigrazione, quindi chiamiamolo un esperimento per vedere come riuscire a creare l'integrazione. In attesa che si liberi Paola Roma, ti posso chiedere, visto che quando parliamo di Cansiglio c'è anche tutto il tema... Eccola qua. Ti chiedevo una cosa diversa. Dopo, vai. Assessore, lei nel suo intervento oggi ha parlato di una sperimentazione dedicata proprio agli immigrati. Che cosa avete in cantiere? Cosa avete deliberato? Abbiamo lavorato proprio per partecipare a un bando legato ai progetti FAMI a livello anche internazionale. Cosa sono i progetti FAMI? Progetti proprio dati dalla comunità europea che ci permettono poi di lavorare con delle esperienze lavorative. Ci siamo candidati a questo bando europeo per poter dare la possibilità proprio di avere l'opportunità di sperimentare le assistenti familiari e proprio gestire la parte legata alla sperimentazione che stiamo già facendo delle assistenti familiari di quartiere, proprio per mettere a sistema anche questa opportunità. Era rivolto proprio alle donne e in questo caso stiamo lavorando proprio per permettere un'opportunità di sperimentazione. Come lo stiamo facendo per questo bando dal punto di vista proprio di legare anche fondi europei ad intervenire nella formazione per permettere a queste persone proprio di entrare anche nel mondo del sociosanitario
territorio su cui chiaramente si sta lavorando molto, c'è proprio l'opportunità di andare a mettere a sistema un tipo di sperimentazione in un'area specifica che invece riguarda la parte legata invece agli infermieri, che riguarda invece una opportunità di sperimentazioni tra università, ma quella che riguarda il sociale chiaramente questa opportunità di aver operato insieme anche con il collega Zecchinato proprio in un bando legato alla parte internazionale nel provare ad avere queste opportunità di formazione congiunta. Lei parlava anche di strutture, cioè daremo anche delle soluzioni abitative? Stiamo lavorando in questo caso, visto che quello che stiamo cercando di portare a termine è un'opportunità in cui le persone possono avere anche un'opportunità abitativa, e in questo caso si lega a quello che il Presidente Stefani sta portando avanti rispetto ai 50 milioni di euro che legheranno poi i prossimi bandi. Ma noi la prima cosa che stiamo cercando di fare è anche avere delle politiche legate a fondi europei che ci permettano di avere dei fondi e che possano servire anche per la parte degli alloggi. Allo stato attuale intanto interverranno con la formazione. Quindi formare chi arriva qui per renderli e integrarli nel nostro territorio, dando il loro servizio e contemporaneamente dandogli anche le strutture per potersi integrare ulteriormente. Molte delle strutture sociosanitarie, molte delle strutture proprio del terzo settore stanno lavorando in questo per permettere anche un lavoro di squadra e sinergico in questo, e per noi diventa fondamentale soprattutto per il personale sociosanitario che ha a che vedere anche con la parte dell'assistenza, ma formarlo proprio per avere questa opportunità. E questo parte dal Bellunese? Una sperimentazione c'è già nel Bellunese, nella parte del Trevigiano invece c'è tutta e ovviamente anche negli altri territori quella parte a cui abbiamo candidato al bando europeo. Grazie Assessore, Lucio, quindi allora, una cosa abbastanza importante. Ti posso chiedere una cosa? Che cosa mi chiedevi, no. Nicola? Sì. Allora, in chiusura, visto che sei sul Cansiglio al centro del dibattito in queste settimane sull'overtourism, com'è la situazione auto e quant'altro? Beh, guarda, facciamo così, vieni con me, ve la facciamo vedere in diretta. Questa è la piana del Cansiglio, quelle sono le macchine in parcheggio. Ovviamente c'è un'area di parcheggio un po' più in su, non riusciamo a vederla con la telecamera di Nicoletta, però vi facciamo vedere quello che è il parcheggio lungo la strada sulla destra, cioè quella parte, diciamo così, di parcheggio che in realtà dovrebbe essere il luogo di passaggio. C'è un tema che è quello proprio un po' dell'overtourism, ma non è una grandissima giornata, mi dicono che altre domeniche va molto peggio. Poi teniamo conto che siamo ancora a metà mattina, molti vengono su nel pomeriggio proprio perché magari vedono che la giornata tiene, e quindi chiamiamo così, sicuramente insomma gente ne arriverà ancora. Certo è che la temperatura invita, qui si sta benissimo, la giornata è leggermente frizzante però con un sole meraviglioso, e quindi io credo di farti anche un po' di invidia, devo dirti la verità, perché qui si sta veramente bene, e poi dopo aver visto e aver sentito la celebrazione di oggi, quindi le riflessioni, si sta anche molto meglio dentro. E a questo punto, se non hai domande, ti restituisco la linea, anche perché poi devo andare a risentire il nostro sindaco Mario Conte sul tema Sony di Marca, ma ve lo raccontiamo stasera. Va bene, grazie. Confermo l'invidia, poi bisogna capire anche cosa accadrà dal punto di vista meteorologico, perché sapete che c'è un'allerta gialla lanciata dalla Protezione Civile regionale ieri, con maltempo previsto proprio nel pomeriggio, a macchia di leopardo in Veneto. Vedremo cosa accadrà. Noi andiamo velocemente in pubblicità, torneremo subito con la cronaca, perché torneremo a parlare di furti, partendo da quanto accaduto a Treviso, proprio in centro, con un turista rapinato e il malvivente che è già a piede libero, e poi con una zero branco battuta a tappeto dai ladri in questi giorni. A fra poco. Noi siamo intervenuti passando sul posto con la nostra pattuglia che è stata fermata dai due ragazzi che avevano appena subito questa rapina, questo strappo di una catenina che uno dei due aveva al collo. Uno strappo violento, improvviso, la maglietta lacerata, con la denuncia che parte subito dopo grazie alla presenza di una pattuglia della polizia locale in via San Liberale tra Duomo e Borgo Cavour. Sono da poco passate le 3 del pomeriggio in pieno centro a Treviso, quando un giovane
giovane avvicina una coppia di ragazzi tedeschi poco più che maggiorenni. L'approccio sfocia in rapina, ma la segnalazione immediata con tanto di identikit permette la mobilitazione di uomini e mezzi, tanto che le volanti della Polizia di Stato individuano l'autore in via Silvio Pellico. Si tratta di un 23enne tunisino residente nel veneziano. Nella tasca dei suoi pantaloni viene trovata la collana del tedesco. Con il 23enne c'è un altro giovane che però da un primo riscontro sembra non aver avuto un ruolo materiale nella rapina. La prontezza dell'intervento è stata anche quella di riuscire ad avere immediatamente dai due giovani tutte le informazioni necessarie che poi sono state divulgate tramite centrale operativa alle altre sale operative. La collana è stata così restituita al legittimo proprietario, a cui sono stati refertati 7 giorni di prognosi per delle escoriazioni al collo, mentre il 23enne tunisino è stato arrestato per rapina e lesioni. Ma qui scatta l'altro capitolo destinato a far discutere, perché sì, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria nelle scorse ore, ma il rapinatore si trova già a piede libero, non sottoposto quindi a misure di custodia cautelare. Sulla carta pare sia incensurato. Nella serata tra mercoledì e giovedì ci sono stati 4 tentativi di furto e nella notte appena passata altri 2, forse 3. Ladri in azione a Zero Branco. Il sindaco Luca Durighetto non nasconde la sua preoccupazione dopo i ripetuti tentativi di furto avvenuti sul territorio comunale. Mercoledì sera, intorno alle 23, lungo la strada in direzione a Mogliano, un comando composto da almeno 3 persone si è introdotto nel giardino di un'abitazione. Dopo aver tranciato i cavi elettrici e scassinato una porta, i malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Indossavano guanti ma non passamontagna. Le immagini sono già state consegnate ai carabinieri. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti sia i vigilanti della security sia i militari dell'Arma, costringendo i ladri alla fuga. Sempre nella notte, in zona via Treviso, è stato preso di mira un altro immobile. Anche in questo caso i malviventi hanno forzato una porta, ma si sono allontanati quando si sono accorti della presenza all'interno di una coppia di anziani. Sul posto sono intervenuti nuovamente i carabinieri. Un'escalation che tiene alta l'attenzione delle forze dell'ordine. Lo sappiamo che nel periodo prima delle ferie è uno di quelli più critici, assieme a quello attorno a Natale o durante le vacanze invernali. Quindi serve la massima attenzione da parte di tutti. Noi con le forze dell'ordine stiamo controllando il nostro sistema di videosorveglianza, che fortunatamente è un sistema esteso, quindi copre buona parte del nostro territorio. Molte immagini dell'estesa rete di videosorveglianza comunale saranno analizzate nella speranza di identificare i responsabili. L'appello è anche ai privati che magari abitano nelle abitazioni limitrofe a quelle che sono stati interessati dai furti, nel caso in cui i loro sistemi di videosorveglianza avessero incrociato con le immagini il passaggio anche di queste persone all'interno dei propri cortili, magari anche solo proprio per passare da un'abitazione all'altra. Anche quelle immagini sono essenziali. Tra l'altro fin da subito si è riusciti a capire più o meno il numero delle persone e quali potessero essere anche le fisionomie, e da questo punto di vista, ripeto, anche le immagini private sono essenziali per le forze dell'ordine, e ogni informazione, anche la più semplice, anche quella che può sembrare più superficiale, invece può essere utile e dirimente per le indagini. Furti, siamo ripartiti con i furti, ma c'è anche quanto accaduto in Friuli e non solo, anche a Bibbione Caorle, una banda che era specializzata nello scassinare, anzi nello sfondare i vetri delle auto e dei furgoni in sosta per rubare. Colpi, dicevamo, anche a Bibbione Caorle, l'operazione dei carabinieri di Udine. Mandavano in frantumi i vetri delle auto e dei furgoni parcheggiati per rubare tutto quello che trovavano all'interno. Colpi commessi in provincia di Udine, ma anche a Bibbione e Caorle. A fermare le razzie i carabinieri, che hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato 5 persone. 2 sono in carcere, 2 hanno l'obbligo di dimora e 1 l'obbligo di presentazione alla polizia. Nel mirino dei malviventi anche un mezzo dei vigili del fuoco. L'operazione ha coinvolto, oltre ai carabinieri di Udine, anche il nucleo elicotteristi di Belluno e i reparti cinofili della Guardia di Finanza di Trieste e della Polizia Locale di Udine. I 5 arrestati sono cittadini italiani di origine Sinti, ritenuti responsabili di 14 furti compiuti in parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta. Tra i furti ricostruiti spicca quello dell'11 marzo ai danni di un mezzo in servizio dei Vigili del Fuoco in piazza Primo Maggio a Udine, rubato materiale per 30.000 euro, poi recuperato durante le indagini.
Traditi dal troppo baccano che stavano facendo in piena notte, i carabinieri di Piove di Sacco hanno sorpreso e arrestato in cimitero 2 uomini dell'est Europa trovati con 140 kg di rame provento di furto. Le segnalazioni erano arrivate in piena notte da alcuni residenti che lamentavano forti rumori nell'area del cimitero di via Rusteghello a Piove di Sacco. I carabinieri arrivati sul posto hanno fermato l'auto dei 2 uomini mentre a fari spenti cercavano di allontanarsi. Sui sedili posteriori adagiati, nascosto da una coperta, i militari hanno scoperto un carico appunto di 140 kg di rame per un valore di circa 5.000 euro, poi restituito al personale del comune di Piove di Sacco. I 2 uomini sono stati arrestati. Una vicenda simile invece dal Rodigino, dove un cittadino guatemalteco di 53 anni, anche in questo caso senza fissa dimora e domiciliato a Bologna, è stato denunciato dai carabinieri di Ficarolo per il furto e la ricettazione di 150 metri di grondaie dal cimitero della località polesana, assieme a un complice che però è riuscito a fuggire. L'episodio risale ad alcuni giorni fa. Alcuni dipendenti comunali avevano notato 2 individui nei pressi del cimitero. Da un controllo dei militari è emerso che i 2 avevano smontato le grondaie per un valore di circa 1.000 euro, materiale che era accatastato e nascosto sotto alcuni rami in un terreno vicino, a fianco di un'automobile pronta per il trasporto della refurtiva. Alla vista del personale, uno dei 2 è salito a bordo dell'auto ed è scappato, mentre il 53enne è stato bloccato dai dipendenti e trattenuto all'arrivo dei carabinieri, fino all'arrivo dei carabinieri. Quindi continua la razzia di rame per rivenderlo, soprattutto dai cimiteri. A Padova adesso, ancora la cronaca, ma cambiamo argomento, trovati 3 lavoratori in nero durante alcuni controlli amministrativi all'interno del Pride Village di Padova. Oltre 8.000 euro di multe, sospesa l'attività per 2 chioschi. 3 lavoratori completamente sconosciuti al fisco trovati durante i controlli amministrativi all'interno dell'evento Pride Village a Padova. La polizia ha individuato 2 punti di ristoro dove erano a lavoro 3 persone senza però avere un regolare contratto di impiego. Si tratta di un bengalese, un romeno e un italiano impiegati completamente in nero. Per i 2 chioschi di somministrazione di cibo e bevande è scattata così la sospensione dell'attività, oltre al pagamento di quasi 2.000 euro di multa per ogni lavoratore in nero presente. Per riaprire le attività, i titolari dovranno inoltre pagare una sanzione di 2.500 euro. I controlli della polizia sono stati messi in campo insieme alla polizia locale e all'ispettorato territoriale del lavoro. L'attività rientra infatti nei servizi di vigilanza e controllo pianificati dal questore di Padova per assicurare il pieno rispetto della legalità durante lo svolgimento della manifestazione, tutelando i lavoratori in primis e la sicurezza di quest'ultimi e degli avventori. Il Pride Village si dissocia da queste attività irregolari trovate all'interno della kermesse e sulla vicenda fa chiarezza con una nota nella quale si precisa come i 2 esercizi sanzionati non siano attività gestite direttamente dalla manifestazione, ma spazi affidati ad operatori esterni. Tutte le attività gestite direttamente dal Pride Village invece sono risultate regolari nei controlli svolti. A proposito del Pride, ma ovviamente cambiamo proprio argomento e notizia, c'è cordoglio anche dal Veneto per quanto accaduto a Berlino. In queste ore si stanno susseguendo le notizie, lo leggiamo dal sito di Repubblica, il furgone sulla folla al termine del Pride a Berlino, con una donna morta e 16 persone ferite. La polizia tedesca sta cercando un uomo di 21 anni che a quanto pare è un sostenitore dell'ISIS, Abdul Balluti, sospettato in fuga, è uscito da poco dal riformatorio, si vantava di preparare un attacco. L'attacco terribile dopo i festeggiamenti del Pride, che aveva portato diverse migliaia di persone a Berlino. C'è una donna morta e 16 persone ferite. Il cordoglio ovviamente anche dal Veneto per quanto accaduto in Germania, e c'è una caccia all'uomo aperta in queste ore. Parliamo di incidenti stradali, siamo nel Vicentino, siamo a Bassano, una raffica di incidenti, il più grave nel pomeriggio di ieri a San Michele, dove un 58enne si è scontrato con un capriolo. Si trova ricoverato al San Bortolo di Vicenza con un trauma alla testa un ciclista di 58 anni di Vicenza che nel pomeriggio si è scontrato contro un capriolo lungo l'SP72 in contraggagione alto a San Michele di Bassano. L'uomo era in discesa in sella alla sua mountain bike quando si è trovato all'improvviso davanti l'animale salito da valle fermo in mezzo alla carreggiata. Non è riuscito a evitarlo, dall'urto il 58enne è stato sbalzato a terra andando a sbattere il capo contro il guardrail. Immediato l'arrivo dell'ambulanza
risposta del 118. Viste le sue condizioni è stato necessario allertare anche l'elisoccorso che l'ha trasportato a Vicenza. Sul posto per i rilievi e per recuperare la bicicletta la polizia locale di Bassano. E questo non è stato l'unico sinistro che ha visto coinvolti i ciclisti. Altri 2 si sono verificati in giornata a Mussolente e a Romano del Zelino. In entrambi i casi i soggetti sono rimasti feriti ma non sono gravi, mentre a Marostica un 46enne di Fara Vicentino ha riportato un trauma cranico a seguito di uno scontro tra 2 auto. È stato portato al San Bassiano e sottoposto a accertamenti in radiologia. Dai caprioli alle oche, ma non parliamo di incidenti stradali, parliamo del virus West Nile, perché nella Marca trevigiana, dopo il caso registrato a Salgareda, c'è un'altra inusuale positività riscontrata in alcune oche domestiche a Oderzo. Sono risultate positive delle oche nella zona periferica, diciamo, alla città di Oderzo. Un reperto sostanzialmente occasionale, perché il monitoraggio viene fatto normalmente sulla parte faunistica, che è stato generato, diciamo, da della sintomatologia che era stata rilevata da un veterinario ufficiale, quindi della nostra ULSS. Ecco. Il virus della West Nile, portato dall'autoctona zanzara culex, ha colpito un gruppo di oche alla periferia di Oderzo, dopo una persona a Salgareda. Un fatto inusuale che però non preoccupa per il momento l'ULSS 2, che lo considera assimilabile al virus che colpisce la fauna degli uccelli, di solito gli unici vettori della malattia. È un dato molto simile, se vogliamo un po' più rassicurante, perché gli animali interessati possono essere protetti dalle zanzare e quindi evitare di contaminare altre persone, e per cui ecco, va visto in quest'ottica qua. Teniamo sempre conto che la zona di Oderzo purtroppo è ogni anno quasi costantemente colpita, andando dalla zona di Oderzo proprio come città fino ad arrivare soprattutto alle zone del Ponte di Piave, le zone più umide, Salgareda, eccetera. Zone umide della campagna veneta, ma anche sottovasi o tombini privati stagnanti, caldo tropicale, tutto concorre alla proliferazione della zanzara, ma per il momento la situazione è sotto controllo e tutelarsi è semplice. Basta proteggersi durante le ore notturne. Paradossalmente è meglio farsi pungere di giorno da una tigre rispetto alla notte dalla nostra zanzara culex, che è autoctona. Quindi abiti con maniche e pantalone lungo, bambini con passeggini coperti di notte e insetto repellenti adeguati. Quanto al caso di un umano colpito a Salgareda, l'indagine per capire la provenienza dell'animale che ha colpito è ad uno stadio avanzato. Siamo arrivati a un buon punto, quindi abbiamo purtroppo un po' la garanzia che quella sia la posizione. Anche qui il dato è purtroppo conferma il dato storico, cioè che quelle aree siano tra le più a rischio, insieme all'area di Preganziol, se vogliamo Casiere, eccetera, Treviso Sud, che per il momento è negativa, ma insomma bisogna garantire il monitoraggio e tutto per capire quando inizieranno le positività. 2 sono i grandi predatori della zanzara, le rane e i pipistrelli, ma vanno tutelati. Per cui si possono fare tante cose, quella da non fare è di pensare subito ad adottare dei prodotti piretroidi per gli adulti delle zanzare, perché questo fa un danno ambientale molto importante, insomma, rischia di diventare un volano negativo. Non parliamo di sanità ma di economia invece quando parliamo del granchio blu e degli effetti devastanti sulla pesca, ma è di questi giorni la notizia del via libera del Ministero agli indennizzi per i danni creati nel 2025, una situazione che resta sempre grave per il comparto. Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha firmato il decreto che riconosce anche per il 2025 il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu, accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione Veneto, una richiesta sostenuta con dati e rilievi tecnici che ora apre la possibilità di attivare il percorso degli indennizi, visto che in questo settore da anni si combatte contro una calamità senza precedenti. La diffusione del granchio blu continua a mettere in difficoltà il settore, con ripercussioni economiche e occupazionali enormi. Dall'inizio dell'emergenza il governo ha stanziato circa 30 milioni di euro, come ha spiegato il senatore De Carlo, componente della Commissione Produzione Agroalimentare, ospite di prima edizione. Oggi l'ultima delle notizie è quella che il Ministero ha decretato lo stato di calamità e quindi la possibilità di intervenire con ulteriori ristori a favore di quelle imprese che oggi sono colpite ancora dal granchio blu.
A crescere potrebbe essere l'acquacoltura, allevamento di animali e vegetali come le alghe, che ha già superato la pesca nelle nostre acque. Noi oggi siamo in controtendenza, siamo riusciti a far capire all'Europa che anche i pescatori sono dei grandissimi bioregolatori e non solamente degli sfruttatori del mare, perché non è mai stato così, la pesca è sostenibile per diciamo così, definizione. Obbligatorio controllare continuamente la situazione e il proliferare del granchio blu, perché non comprometta anche questo nuovo settore. Per cui l'acquacoltura è una prospettiva, però anche per l'acquacoltura vanno create quelle condizioni per le quali i nostri acquacoltori riescono a sopravvivere. Il granchio blu è stata una di quelle questioni che ha minato fortemente questa, diciamo così, pratica, ma sulla quale siamo intervenuti. E sempre un'iniziativa, in questo caso totalmente diversa, del senatore Luca De Carlo, è diventato un caso politico, un'iniziativa contro ANAS nel primo pomeriggio di ieri, quando il senatore ha installato un cartello di indicazione stradale all'uscita della galleria della variante di TAI di Cadore. La società però contrattacca. All'inizio di marzo dei cittadini mi avevano segnalato che era stato rimosso il cartello verso Comelico Superiore. Può sembrare un dettaglio, ma in realtà non lo è. È la differenza tra pensare ai territori, accudire i territori e non farlo. Inizia così il reel che il senatore Luca De Carlo nel primo pomeriggio ha pubblicato su Facebook e che è diventato, in men che non si dica, un caso politico. De Carlo, giustiziere delle rivendicazioni dei comeliani, fa sapere che subito dopo la segnalazione si era attivato chiamando e scrivendo ad ANAS, che per le vie brevi aveva assicurato che avrebbe rimesso la segnaletica. Oggi però quel cartello non c'è, mentre ci sono gli altri. E allora ho provveduto a farlo io. Ho messo un cartello che ricorda che per questa direzione si va in Comelico Superiore, una terra straordinaria che merita il rispetto delle istituzioni, perché se qualcuno le promesse non le mantiene, io sono abituato a mantenere tutto ciò che prometto ai miei cittadini. Le lodi a De Carlo sono arrivate a stretto giro, ma l'iniziativa non è passata inosservata. ANAS ha subito risposto. Il cartello è in fase di produzione, le tempistiche per l'installazione sono state definite insieme al resto della segnaletica di indicazione e complementare della variante come per Nebiu. La segnaletica fai da te non è consentita dal codice e pertanto sarà eliminata e sostituita da quella definitiva già concordata con la sindaca di Pieve di Cadore, che è Comelico su sfondo marrone, trattandosi di indicazione geografica e non di un singolo comune. A rafforzare la replica di ANAS la prima cittadina di Pieve, Cindy Manusci, che mostra uno scatto e il post dello scorso 15 giugno, giorno in cui si svolse il sopralluogo con la società e Vianini per stabilire la segnaletica definitiva di TAI all'altezza delle 3 nuove rotatorie della ciclabile e verso l'Austria. Non solo un impegno, ma la conclusione di un progetto che non si è fermato il giorno dell'inaugurazione del tunnel della variante. Sul senatore De Carlo incombe però una sanzione pecuniaria per violazione dell'articolo 45 del Codice della strada per collocazione abusiva di cartelli stradali. Va bene, risponde il parlamentare di Fratelli d'Italia. Sono qua, la pago volentieri. E poche ore dopo, eccolo, è arrivato, lo vediamo in questo scatto della nostra Tiziana Bolognani, proprio il cartello apposto, come diceva proprio Tiziana, con la dicitura giusta Comelico e sfondo marrone, indicando una località e non un comune. Questo dunque è il cartello che è stato poi installato poco tempo dopo. Restiamo nel bellunese, partirà in autunno uno degli interventi più importanti per la sicurezza idraulica del territorio. Ad Alleghe prende il via la fase operativa del progetto di rimozione dei sedimenti dal lago, un'opera da 7,5 milioni di euro che punta a ridurre il rischio di esondazioni e anche a riqualificare l'area. Lo aspettavo da anni, con Vaia era stato fatto un progetto definitivo per l'asportazione di tanto materiale. Adesso con questo finanziamento arrivato dai 3 ministeri di 7,5 milioni riusciremo a fare un intervento importantissimo per il lago. Si apre la fase operativa del progetto di sistemazione del lago di Alleghe. Il primo tavolo in municipio ha riunito i sindaci di Alleghe e Roccapietore, Veneto Acque, tecnici e imprese incaricate
incaricata per definire l'organizzazione del cantiere e i tempi dell'intervento. Il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni, ricorda come attualmente il battente d'acqua su 1/3 della superficie del lago è di 1,5 metri e senza la rimozione del materiale sedimentato il destino prossimo sarebbe l'interramento. I lavori cominceranno, come concordato col tavolo tecnico di ieri ad Alleghe, ad ottobre e si svilupperanno ogni anno in 2 tranche, quella primaverile e quella autunnale, questo per consentire non interferire sicuramente sull'attività turistica del territorio. L'obiettivo perciò è ridurre il rischio idraulico attraverso la rimozione di circa 300.000 metri cubi di materiale sedimentato accumulato nel bacino dopo anni di trasporto da parte dei corsi d'acqua. Un fenomeno che ha progressivamente ridotto la capacità del lago di contenere le piene, aumentando il rischio in caso di eventi meteorologici intensi. L'opera sarà realizzata da Veneto Acque, alla quale il Comune di Alleghe ha affidato il ruolo di soggetto attuatore. Particolare attenzione è stata posta all'impatto del cantiere sulla stagione turistica, sulla viabilità e sulle attività economiche. A fine estate è previsto un incontro pubblico per illustrare ai cittadini il cronoprogramma dell'opera e le modalità di svolgimento dell'intervento. Il lago è il simbolo del nostro territorio, del territorio di Alleghe, ma diciamo anche di Roccapietore. Un lago che purtroppo ci è stato regalato, io dico purtroppo perché per formarsi il lago abbiamo avuto una frana di 30 milioni di metri cubi che si precipitò a valle l'11 gennaio 1771, è un dono che però dobbiamo conservare. C'è una vicenda, c'è un caso di cui parleremo subito dopo la pubblicità, e cioè parleremo della sempre maggiore presenza di alberghi, non solo in Veneto ma anche in Italia, in tutta Italia, di alberghi cosiddetti children free, alberghi, hotel, strutture ricettive vietate ai bambini per problemi di disturbo dell'altra clientela. È una situazione che si sta diffondendo tanto da portare la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Laura Besio a porre una riflessione proprio su questo. Allora, dopo la pubblicità parleremo di questo tema, cercando di capire anche con gli albergatori, ad esempio di Treviso, se ci sono casi simili, quanti sono e qual è la motivazione di questa scelta che indubbiamente fa discutere. A fra poco. Hotel, case vacanza, ristoranti, strutture ricettive vietate ai bambini, una tendenza che comincia a diffondersi anche nel nostro paese, tanto che esistono dei portali dedicati agli alberghi solo per adulti. Nulla di piccante, ma strutture che aprono le porte ai maggiori di una certa età, dai 12 ai 18 anni, dedicate a chi vuole un soggiorno tranquillo. Ma in una società dove si fanno sempre meno bambini e dove la denatalità avrà conseguenze sempre più pesanti, si apre una riflessione su quella che non è più semplicemente l'ultima moda del momento. A sollevare la questione la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Laura Besio, già assessore alle politiche educative del Comune di Venezia. Fermo restando la libertà imprenditoriale sacrosanta di ogni attività o esercizio, quella che io pongo è semplicemente una riflessione da mamma e da rappresentante dell'istituzione di fronte a un fenomeno che, pur ancora limitato, oggi c'è, lo osservo e ci ragiono, perché pone una questione culturale. Da un lato tutti a lanciare l'allarme del crollo delle nascite, dell'inverno demografico, e dall'altro lato rischiamo di far passare dei messaggi per cui i bambini sono un problema, sono un ostacolo al nostro comfort. Besio chiede una riflessione anche normativa. Io credo che il fenomeno meriti una riflessione seria prima ancora che politica. Dalla parte opposta gli albergatori che parlano di una tendenza che risponde alle richieste di segmenti di mercato. Non è bambini sì o bambini no, è specializzarsi in determinate segmenti di mercato per accontentare sempre di più la clientela. È una cosa che esiste nel mondo da tantissimi anni. Diciamo che la tendenza del turismo è segmentare sempre di più il tipo di mercato. Io sono una coppia in luna di miele e cerco un albergo dove sono tutte coppie di adulti e non ci sono bambini. Vado in vacanza con la mia famiglia, preferisco trovare un albergo dove ci sono anche dei servizi per bambini. Di preoccupante deriva culturale parla il Forum Veneto delle famiglie. Gli alberghi dicono che noi rispondiamo a un'esigenza di mercato e allora è questa esigenza di mercato che ci preoccupa. Non questa esigenza di mercato che esclude i bambini, è un'esigenza di mercato che è miope anche nella proiezione del futuro della nostra società. I bambini saranno coloro che sosterranno il welfare nel futuro e allora la domanda è:
i singoli che decidono di usufruire di queste strutture, un domani si porranno che quei figli saranno coloro che sosterranno il loro welfare, la loro sanità, la loro economia. Sì, è legale perché non c'è una norma che regolamenta né l'accesso né l'obbligo di invece consentire ai minori di andarci, è nella libera impresa prevista dall'articolo 41 della Costituzione, probabilmente c'è qualcosa sul codice del turismo, in alcuni casi si possono fare dei regolamenti, però trovo che la cosa sia tanto triste, nel senso che in una società che sta invecchiando incredibilmente, voler anche avere nella libera possibilità del proprietario dell'albergo di poter fare, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, quello che vuole, però come dire, in una società che sta invecchiando non volere i giovani o i bambini perché fanno rumore dà proprio il significato che è una società in decadenza. Dentro un bar però posso mettere una limitazione se dentro al mio bar o dentro alla mia attività c'è qualche pericolo per il minore. Certo, perché sempre l'articolo 41 della Costituzione dice che non ci devono essere discriminazioni e comunque io posso mettere tutti i limiti che voglio. Nei bar ci possono essere delle macchinette, l'accesso al gioco, situazioni che possono mettere in difficoltà e sono vietate ai minori. Potrei quindi limitare delle aree dove possono andare solo gli adulti perché si gioca. Ci sono dei giochi che non sono accessibili ai minori. Questo dunque è il parere anche da legale della consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Tocchetto, appunto il parere da avvocato su un tema comunque che avete sentito è di grande dibattito. Intanto nel veneziano segnali contrastanti dal turismo ma anche dal commercio. Nel bilancio di metà estate le aziende temono nuove chiusure per l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Il turismo tiene, ma i costi crescono più della capacità di spesa delle famiglie. L'estate 2026 si apre con segnali contrastanti per il commercio e la ristorazione nella provincia di Venezia. I dati della regione confermano un buon avvio di stagione perché nel primo quadrimestre le presenze turistiche sono cresciute rispetto al 2025, un anno che già aveva segnato il record storico. Per Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea Mare il dato è incoraggiante, ma per il commercio pesa l'inflazione, salita a un livello che erode il potere d'acquisto e i margini di bar, ristoranti e negozi, già alle prese con l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. La paura è per nuove chiusure. Per quanto riguarda il settore, soprattutto abbigliamento e accessoristica, la situazione è più difficile. Quindi noi chiediamo a tutti i sindaci del nostro entroterra di verificare dove è possibile intervenire per aiutare queste aziende. Gli affitti nella maggior parte dei casi sono fermi perché i proprietari stessi degli immobili si rendono conto perfettamente che più di tanto non si riesce ad aumentare. Però la parte della burocrazia diventa ormai costosa. Un clima di moderata fiducia, insomma, che però ancora non si traduce in vendite, che sono rimaste ferme al valore di maggio, dopo il più 0,8 di aprile. La gente sembra ultimamente un po' più ottimista, però non traduce questo in acquisti, perché i costi purtroppo sono aumentati, perché le materie prime sono aumentate tutte quante, i trasporti sono aumentati, quindi è il cane che si morde la coda, non riusciamo mai a raggiungere un punto che possa garantire sia il cliente, che purtroppo vede gli stipendi purtroppo non coerenti con la situazione economica del paese. C'è poi una sorta di appello alle istituzioni, perché facendo squadra tra comuni dell'entroterra ne avrebbero beneficio anche quelle del litorale. Un segnale interessante arriva dalla ricettività extra-alberghiera, che nel 2025 cresce più di quella tradizionale nei centri minori: Musile di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Quarto d'Altino, Torre di Mosto e Ceggia, con agriturismi, bed and breakfast e affittacamere che offrono un'alternativa alla costa, allungando la stagione turistica anche nell'entroterra. E a Venezia, intanto, Venezia centro storico, l'andamento delle prenotazioni per luglio e agosto è molto importante, si punta a raggiungere l'anno record del 2024. Luglio sta mantenendo le premesse e le promesse e anche agosto, per tradizione il mese delle vacanze in Italia, offre buone prospettive in città. Negli alberghi a Venezia i dati sono con percentuali di occupazione molto alte,
C'è poi settembre, il mese dei grandi eventi, dalla mostra del cinema alla regata storica, e poi i primi di ottobre anche la finale del premio Campiello al Lido di Venezia. Ma l'Associazione Veneziana Albergatori, presieduta da Antonio Vianello e con il direttore Daniele Minotto, punta molto anche sulla sicurezza. Vacanze belle e sicure per gli ospiti a Venezia. Ringraziamo il dottor Zuin, direttore generale dell'Ustre Serenissima, per aver rinnovato l'accordo con l'Associazione Veneziana Albergatori in materia di parere preventivo e sicurezza nelle strutture ricettive. La nostra città è oggetto di una continua approcciarsi di nuovi investitori nella città e bisogno di rinnovamento del nostro comparto. Quindi, come abbiamo già raccontato in molte occasioni, il passaggio sempre più verso le categorie più prestigiose dei 4 e dei 5 Stelle. Un confronto aperto delle associazioni di categoria con tutte le altre realtà cittadine. Studi di fattibilità corretti, un tavolo di confronto che permette di governare il nostro settore anche dal punto di vista della corretta applicazione normative, specie quando abbiamo investitori molto spesso che sono stranieri, che non sono neppure legati al nostro territorio, e quindi molto spesso anche i tecnici non hanno chiara qual è la particolarità di una città antica come Venezia, una città che è sull'acqua. Si è innescato, grazie alla collaborazione con l'Ustre Serenissima, nel rinnovamento un percorso virtuoso. Sicurezza per i nostri lavoratori, sicurezza per i nostri ospiti e sicurezza per i cittadini di Venezia, perché sicuramente la nostra presenza è sempre più importante in città e quindi sicuramente andiamo ad impattare anche per quanto riguarda gli effetti della sicurezza nelle strutture ricettive. Dal tema turismo al tema della casa, e torniamo nella Marca perché la casa torna a muovere il mercato trevigiano. Nel 2025 oltre 10.500 compravendite. Dietro il dato positivo però resta l'allarme per giovani e famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi. Oltre 10.000 compravendite in un anno e un mercato che torna a crescere. Un segnale di fiducia, quello fotografato da OMI, l'osservatorio del mercato immobiliare, che nella Marca inquadra un territorio ancora attrattivo per chi cerca casa o decide di investire. A trainare la crescita è soprattutto Treviso città, mentre l'area Pitergino-Mottense registra l'incremento percentuale più alto, con oltre il 13%. La nostra provincia sta bene, le compravendite si sono mantenute a un ottimo livello. Sicuramente ci sono alcune, diciamo così, alcuni paesi che si sono distinti maggiormente, soprattutto nell'area Oderzo-Motta, per un aumento nelle transazioni. Ma dietro i numeri positivi restano alcune criticità. Secondo FIMA, il vero nodo per il 2026 sarà l'accesso alla casa. I costi delle ristrutturazioni sono aumentati e il credito rischia di non essere sufficiente per molti giovani e le famiglie della classe media. C'è tutto un sistema che va adeguato nuovamente alla realtà attuale. Bisogna secondo me anche favorire i giovani, favorire le famiglie che ormai mediamente sono di 3 componenti, insomma, ecco, per ottenere ovviamente delle cifre più alte di erogazione di mutuo in modo da poter accedere al nuovo. Diversamente bisogna poter dare quel qualcosina che serve per ristrutturare, per riqualificare il nuovo. Resta poi il nodo della tutela del proprietario dell'immobile, sul quale FIMA è al lavoro con il governo. Primo, aggiornare la legge sulle locazioni che ovviamente ci siamo accorti dà poche tutele ai proprietari e tanti fatti di cronaca sottolineano appunto questo. E al tempo stesso anche per agevolare ovviamente gli affittuari, quindi bisogna fotografare un po' la realtà. Cambiamo argomento, torniamo in montagna, una montagna come palestra di coraggio ma soprattutto di responsabilità, rispetto e memoria. A Quantin di Ponte nelle Alpi ieri mattina la consegna del 28° premio Pelmo d'Oro, il riconoscimento che celebra chi ha lasciato un segno nell'alpinismo, nella cultura e nella tutela delle Dolomiti, non solo imprese in parete ma esempi di vita.
La montagna insegna il limite ma anche il modo di superarlo, insegna che ogni vetta si conquista con preparazione, prudenza e rispetto. E questo è il messaggio che ha accompagnato la cerimonia del 28° premio Pelmo d'Oro ospitata al Pala Quantin a Ponte nelle Alpi, che da oggi ricorda Giovanni Viel, giornalista e speaker ufficiale delle imprese sportive che hanno lasciato il segno a livello internazionale e presentatore di molte edizioni del Pelmo d'Oro. La dedicano a lui e per questo ringrazio tantissimo l'amministrazione e tutta la comunità di Ponte nelle Alpi per aver pensato a lui in questa struttura che è nata per l'atletica leggera e che è sicuramente uno dei due amori di Giovanni insieme al fondo. Una giornata dedicata ai protagonisti dell'alpinismo e della cultura delle Dolomiti, ma anche ai valori che la montagna continua a trasmettere. Sul palco sono saliti i vincitori dell'edizione 2026. Il Pelmo d'Oro alla carriera è stato assegnato ad Aldo De Zordi, quello per l'alpinismo in attività alla cordata dei gardenesi Martin De Iori, Titus Prinot e Alex Valpot. Il riconoscimento per la cultura alpina è andato a Ernesto Maioni, premi speciali anche al geologo Vittorio Fenti, a Goretta attraverso Casarotto e a Primo Riccardo Bernardi. Andiamo a premiare persone della montagna che vivono in montagna, quindi questa è la cosa più bella. Il percorso che facciamo anche con la giuria di analisi delle varie figure è veramente bello perché scopriamo delle figure che di fatto altrimenti rimarrebbero nell'anonimato. In platea, fra le autorità civili, militari e religiose della provincia, anche il presidente della regione Alberto Stefani, presenza significativa in una terra che rivendica la propria dignità. Noi abbiamo proposto una cabina di regia, adesso abbiamo il vantaggio di poter dare a Belluno circa 99 milioni di risorse che arrivano dall'idroelettrico. Vogliamo fare in modo che queste risorse siano gestite bene, che siano gestite in particolare per i servizi, spesa corrente per i cittadini bellunesi, sanità e sociale, fare un passo in avanti e lo possiamo fare insieme. Un riconoscimento speciale è stato tributato anche alle atlete e agli atleti bellunesi reduci dai Giochi invernali 2026. Il Pelmo d'Oro continua così a raccontare un alpinismo che non misura il valore solo con la difficoltà di una salita, perché la montagna resta una maestra di vita, educa al limite, alla responsabilità e alla solidarietà e ricorda che sulle pareti, come nella vita, il traguardo più importante non è arrivare prima degli altri, ma saper camminare insieme. È stata la settimana caratterizzata a Venezia dalle parole di Pietrangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale di Venezia, che alla presentazione del programma della Mostra del Cinema di Venezia è tornato a parlare del taglio di 2 milioni da parte della Commissione Europea alla Biennale per il caso del padiglione Russia, tagli che andranno a colpire proprio il settore del cinema. Parole forti quelle di Pietrangelo Buttafuoco, che ha paragonato la Commissione Europea al lupo della favola del lupo e l'agnello. Però ha anche assicurato che il settore cinema non avrà ripercussioni da questo taglio. La conferma arriva dal direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera. C'è grande amarezza ma nessuna preoccupazione per il futuro. Il taglio della Commissione Europea alla Biennale di Venezia per la presenza del padiglione russo all'esposizione internazionale della Biennale d'Arte andrà a colpire proprio il cinema con 2 milioni. Il direttore della Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia parla per la prima volta su questo spinoso argomento con pacatezza, saggezza e la grande sensibilità culturale e umana che lo caratterizza. Spiega bene cosa ne pensa. Non ci sarà alcun tipo di impatto sulle attività della Mostra del Cinema. I 2 milioni sono per le attività di Venice Production Bridge e di Biennale College, spalmati su 3 anni, quindi sono meno di 700.000 euro all'anno, che sono coperti comunque da risorse proprie della Biennale, quindi non ci sarà nessuna riduzione di attività di nessun tipo. Rispetto a una scelta priva di fondamenti giuridici e incomprensibile da parte della Comunità Europea, che colpisce peraltro la Mostra del Cinema a seguito di una polemica che ha riguardato Biennale Arte. Poi un suo pensiero sul presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, baluardo coerente di indipendenza culturale. Buttafuoco è una persona che ha mantenuto la posizione senza cedere di 1 millimetro nel rispetto dei principi fondamentali della libertà di espressione, del mandato della Biennale, che è quello di
essere uno spazio autonomo, non sottoposto alle regole della politica, di discussione e di confronto, e disponibile ad accogliere tutti gli artisti del mondo che abbiano voglia di confrontarsi. Chiusura con uno sguardo sul cinema italiano. Vedremo le conseguenze di questa nuova legge sul tax credit, che probabilmente servirà a smaltire, a sfrondare un po' di titoli. I film sono tantissimi, non tutti sono di qualità come dire adeguata, però ci sono anche moltissimi buoni film e soprattutto di giovani autori che promettono bene per il futuro. Purtroppo tante volte sono protagonisti anche dei nostri servizi, dei titoli dei giornali. Parliamo dei Maranza, delle baby gang, dei giovani che compiono atti criminali, ma poi c'è la maggior parte dei giovani, ci sono i ragazzi che si impegnano. Allora due esempi con i ragazzi di Ci sto a fare fatica a Castello di Godego e poi i giovanissimi che hanno iniziato da ieri il campo scuola alpino a Bassano del Grappa. Mi sono trovato molto bene perché abbiamo aiutato gli anziani e hanno fatto una giornata molto diversa dal solito, e poi con l'esperienza di Ci sto a far fatica mi sto trovando molto bene perché sto imparando nuove cose e mi sto mettendo al servizio del mio paese. Ci sto a fare fatica raggiunge il 7° sigillo con numeri record, oltre 1000 ragazzi coinvolti in 43 comuni, 9 in più rispetto allo scorso anno, insieme ai loro tutor ed handyman maggiorenni, coordinati dalla cooperativa Chiricù di Montebelluna. È andata molto bene, molto bene, abbiamo collaborato con molte associazioni, quindi i ragazzi hanno avuto modo di conoscere anche realtà diverse e anche i lavori erano molto belli e divertenti. Stamattina è andata bene, è stato un momento abbastanza sereno, rilassato, dove sì, diciamo si sono un po' unite due generazioni che normalmente difficilmente si incontrano. Un successo di partecipazione ma anche di connessione con il territorio e i suoi abitanti in cambio di attività di pulizia e manutenzione dei beni pubblici o di compagnia agli anziani. Ai giovani è arrivato un buono fatica di 50 euro da utilizzare in una rete di 200 esercizi commerciali della marca. Bisognerebbe farla di continuo perché il momento è veramente piacevole, i nonni qui anziani si sentono veramente come fossero a casa loro, sono contenti e quindi questo è l'obiettivo principale che ci siamo prefissati e lo stiamo raggiungendo. Però siamo contentissimi del sindaco e di tutta l'assemblea che tiene le riunioni qua, di tutti i cocchi perché ha fatto esami prima che ha fatto esami a Teresa Fuicia, che ha fatto esami a tutti quanti questi qua e ha detto sì, che seminate il buono voi altri. E infine un'altra attività in uno spazio adiacente. I ragazzi daranno vita ad un nuovo frigorifero che diventerà uno spazio di scambio libri. Positiamo qua i nostri libri o comunque chi vuole può venire qua a lasciare i libri e prenderne in prestito altri che gli interessano. È comunque una idea sostenibile, gratuita, accessibile a tutti. Fino al 9 agosto la caserma Montegrappa sarà per loro casa, scuola e famiglia, assieme a tutti i luoghi della guerra che visiteranno in montagna, compreso il pellegrinaggio del 2 agosto in cima a Grappa. Sono una cinquantina i giovani di tutta Italia tra i 16 e i 20 anni che partecipano al campo scuola alpino a Bassano. Quando si è aperto il portale per iscriversi al campo scuola di Bassano, in 12 ore è stato praticamente completato. Questo è motivo d'orgoglio, ma soprattutto va a certificare il buon lavoro che da 5 anni a questa parte questo campo scuola a Bassano fa. Anche dai genitori arriva un generale consenso all'iniziativa. Non è che abbiano tutto facile, c'è una collaborazione tra di loro che deve esserci perché se no da soli non vanno da nessuna parte, e anche delle regole. Al giorno d'oggi magari sembra quasi essere questa parola strana, regole. Non diritti ma doveri, serve come per tirare su un po' la schiena, spalle dritte. Mia figlia ha già fatto un campo 2 anni fa a Pienezze, si è trovata bene, ha avuto una bella esperienza e voleva ripetere questa una cosa più radicata in caserma. Ecco. Penso sicuramente un'esperienza molto positiva, sicuramente. E penso anche un cambiamento di personalità. Come è tornato dalle esperienze precedenti?
Beh, positivamente, sì, no, si vede il cambiamento, diciamo. Ogni anno non vede l'ora di venire ai campi anche precedenti che ha fatto tanti amici, lavano i piatti quando tornano a casa qualche volta. Come si augura di trovare suo figlio fra un paio di settimane? Fatto e imparato. No, è un bravo ragazzo, però diciamo che qua, da come mi spiegava il signor Francesco, c'è tante piccole cose da imparare. Chiudiamo con sanità e solidarietà. Curare le ustioni dei bambini utilizzando la membrana amniotica delle placente donate dalle mamme. Uno studio della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, che ha sede a Treviso, e del Centro Grandi Ustioni di Padova ha dato risultati straordinari. La placenta donata dalle mamme è utilizzata per curare le ustioni dei bambini. Al centro di uno studio che ha coinvolto un centinaio di bimbi vittime di gravi ustioni, la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto di Treviso. Un lavoro pubblicato grazie al supporto dell'equipe del Centro Grandi Ustioni di Padova. Protagonisti bimbi molto piccoli, l'età media è inferiore ai 2 anni, vittime di incidenti domestici che sono l'incubo di ogni genitore. Ebbene, grazie all'applicazione della membrana amniotica sulle ferite si sono ottenuti risultati straordinari. Quello che abbiamo visto è che applicata in un'ustione, in un'ulcera, in una ferita difficile, ha delle potenzialità pazzesche, quindi già nel giro di pochi giorni, con una sola applicazione, riesce tranquillamente a rigenerare la ferita e ridare soprattutto l'elasticità originaria della pelle. E quella della placenta è l'unica donazione che nasce da un momento di grande gioia come quella della nascita di un bambino. Possono essere donate solo le placente di parti con cesareo programmato, e l'appello è quindi lanciato a tutte quelle future mamme che sanno di dover partorire con taglio cesareo. Il fatto di poterci donare la placenta può cambiare assolutamente le condizioni critiche di alcuni pazienti pediatrici, quindi se nell'ospedale dove magari viene effettuato il cesareo non c'è questo tipo di donazione, magari fatelo presente agli operatori sanitari che ci contattino in modo da poter sensibilizzare e creare poi il percorso, insomma, o chiedetelo voi stesse se appunto c'è la possibilità di donare la placenta, perché possiamo fare la differenza. Non ci sono altri aggiornamenti di cronaca, vi lascio al meteo, poi c'è Igor e Davide Show, gli sketch di Igor Barbazzi e Davide Stefanato, poi alle 14.07 Casa Pappagallo, la ricetta del giorno, e alle 14.17 il film, la commedia francese Parlami di te. Grazie per averci seguito, arrivederci.